Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Al centro della trasmissione di oggi ci sono gli animali, o meglio la loro tutela, che è entrata ufficialmente nella nostra Costituzione. Gli animali sono stati riconosciuti come esseri senzienti e quindi anche in grado di provare emozioni. Di questo, e poi vi spiegheremo anche qual è l'attualità del tema, parliamo questa sera con Guido Iemmi, che è responsabile della LAV, la Lega Antivivisezione del Friuli Venezia Giulia. Grazie Iemmi. Allora intanto, insomma, gli animali e la loro tutela, insomma, in Costituzione, un traguardo che aspettavate anche voi da tempo. Un traguardo veramente che ci ha elevato a livello dei grandi paesi, non molti, ma siamo, diciamo, fra i primi paesi dove appunto gli animali sono entrati in Costituzione, e da questo si aprirà, non dico un'infinità, ma certamente si apriranno dei nuovi fronti dove sarà possibile raggiungere tanti riconoscimenti a difesa dei diritti degli animali. Eh sì, allora perché oggi parliamo di animali? Perché oggi la Polstrada lo fa spesso, ma soprattutto in questi giorni di avvicinamento a Pasqua ha intensificato i controlli. Oggi appunto la Polstrada nell'area di servizio di Gonars Nord sulla A4 ha fatto una serie di controlli, in particolare proprio sui camion che trasportano gli animali vivi, per verificare, insomma, che tutto fosse in regola. Noi eravamo lì sul posto con Daniele Paroni e Martina Beraldo a documentare l'attività della Polstrada e lo vediamo in questo servizio. Buonasera dall'area di servizio di Gonars Nord. Lo vedete, questo è un ampio piazzale dove da molte ore la polizia stradale di tutto il Friuli Venezia Giulia sta effettuando dei controlli a tutela del benessere animale. In questo momento è stato fermato un mezzo che tra l'altro presentava delle irregolarità. Vado dal funzionario della polizia stradale di Udine, Andrea Nutta, che tra l'altro questa zona la conosce molto bene perché ha diretto la Polstrada di Palmanova per tantissimi anni. Allora Nutta, come stanno andando i controlli? Buonasera, allora io vorrei fare una premessa per rendere subito l'idea della finalità di questi controlli. Che cos'è l'animale? L'animale è considerato dalla normativa nazionale e comunitaria un essere senziente, cioè in grado di percepire dolore fisico e dolore emotivo, stress, paura, e quindi la finalità dei nostri controlli è proprio quella di tutelare il benessere degli animali durante il trasporto. Quindi rispetto della normativa del trasporto da parte dell'autotrasportatore, il quale quando preleva l'animale da esso venga deve praticamente rispettare tutte le condizioni di trasporto, c'è una certificazione sanitaria iniziale e poi a lui gli vengono affidati gli animali e svolge anche la funzione di guardiano durante il viaggio. Poi c'è la polizia stradale, come questo caso, che praticamente cerca di fare qualcosa per limitare al massimo situazioni di stress o di sofferenza degli animali. Secondo aspetto, controllare gli animali significa anche garantire la sicurezza della filiera alimentare e quindi dell'utente finale, che è proprio il consumatore, perché controllare un animale per sapere la provenienza, l'esatta provenienza, che ci sia la certificazione sanitaria, che durante il viaggio non sia sottoposto a sofferenze gratuite, e quindi la salute dell'animale significa poi anche la salute del consumatore, quindi questo duplice aspetto. La polizia stradale è sempre impegnata in questo tipo, anche in questo tipo di controlli, dei trasporti degli animali, lo fa a campione, delle volte si fanno intervenire appunto il veterinario della ASL di competenza, il quale supporta la pattuglia nei controlli appunto di competenza per stabilire le condizioni reali di salute dell'animale, stabilire se l'animale può proseguire il viaggio oppure se deve essere fermato per un controllo. In questo caso, con l'intensificarsi di queste giornate che precedono il periodo pasquale del traffico, del trasporto di animali vivi sulla nostra autostrada A4, noi abbiamo praticamente istituito un dispositivo di controllo presso l'area servizio di Gonars Nord, qui in direzione Venezia, per il controllo dei veicoli che trasportano animali che provengono dall'estero, che sono molti, dove occupiamo vari equipaggi della Polizia Stradale regionale. Infatti siamo presenti Polizia Stradale di Udine, Palmanova,
Pordenone e Trieste oggi. Alcune pattuglie sono fuori sulla carreggiata in attesa del transito di questi mezzi che vengono portati qua, dove è presente un veterinario dell'AS e è presente anche 2 veterinari dell'UVAC, che sarebbe l'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari con sede a Udine. Ecco, commissario, dobbiamo spiegare per i telespettatori di Telefriuli e di Screenshot, di fatto i mezzi vengono agganciati in transito, accompagnati fino in quest'area e l'obiettivo è quello di verificare se insomma il trasporto è regolare. Sino ad ora che irregolarità avete riscontrato? Allora, nella giornata di ieri e anche oggi abbiamo controllato alcune decine di veicoli, la maggior parte in regola, però un 20-30% abbiamo trovato delle irregolarità, non gravi per fortuna, ma che condizionavano un pochettino quello che è il benessere dell'animale, perché se l'animale è trasportato in un piano, avevamo degli agnellini, no? Il classico trasporto pre-pasquale, gli agnellini che viaggiavano su autoarticolati provenienti dalla Romania e diretti al centro Italia, quindi viaggi che durano oltre le 8 ore, 15, 16, 19 ore. E in questo caso alcuni nel piano superiore non riuscivano a avere ampio spazio e quindi la testa toccava il soffitto, creando una situazione, diciamo, di stress, di sofferenza dell'animale che non poteva stare completamente alzato in un viaggio che era già durato fino a qua di 10 ore. Ecco, in questo caso abbiamo prima proceduto alla contravvenzione. Ricordo che si applicano delle sanzioni amministrative molto importanti che vanno da 2.000 a 6.000 euro in alcuni casi, in altri da 1.000 a 4.000. E poi nei casi proprio più gravi, dove si verifica una lesione dell'animale oppure che è sottoposto a delle fatiche veramente estreme, che c'è quindi una sorta di dolo, allora in questo caso scatta anche la sanzione penale dell'articolo 544 ter del codice penale. E allora, Iemmi, fondamentale questa attività di controllo, abbiamo visto degli agnelli, dei bovini, dei cavalli, insomma il trasporto di questi animali va effettuato con alcuni crismi, ecco, anche dal vostro punto di vista sicuramente c'è attenzione su questo, l'avete sempre chiesto. Ecco, relativamente ai trasporti sono, fra virgolette, fresco di una vicenda accaduta il 1° febbraio in quei di Provesano e Spilimbergo, dove appunto un autotreno carico di suinetti di 20 giorni è uscito di strada, 640 suinetti trasportati, 400 deceduti. Cioè, questi mezzi sono un potenziale frullatore, cioè nel momento in cui accadesse il fatto del rovesciamento, gli animali che sono all'interno hanno bassissime probabilità di uscire vivi per poi andare ovviamente nell'allevamento e quindi seguire la forma. Ecco, questi camion in questo momento particolare, nel caso degli agnelli, questi trasporti sono quanto mai insomma, all'occhio, alla vista di tutti. Gli agnelli appunto vengono dall'Ungheria e dalla Polonia, Romania, oppure dalla Spagna, quindi paesi molto distanti. Inoltre vengono poi scaricati e macellati in Lazio e Puglia, quindi possiamo capire che il viaggio è molto lungo ed inoltre le condizioni di viaggio sono oltre il limite della sopravvivenza. Moltissimi animali muoiono anche per il fatto che se sono animali non svezzati non riescono a bere, quindi per giorni e giorni rimangono senza abbeveraggio e di conseguenza muoiono. Sono problemi anche di sovraffollamento alle volte, no? La postrada... Problemi di sovraffollamento, poi oltretutto il Ministero della Salute prevede nei periodi in prossimità delle feste, quindi Natale e Pasqua, dove c'è una notevole presenza di questi mezzi, prevede ulteriori fino a 72 ore che questi camion possono rimanere nei parcheggi esterni ad aspettare lo scarico e quindi la macellazione. Quindi questi animali veramente sono sottoposti a indicibili sofferenze per poi essere macellati nelle condizioni che sappiamo. Naturalmente, diciamo, ci nutriamo noi di animali, l'importante è che insomma, tutto sommato abbiano delle condizioni dignitose anche di spostamento e poi anche a tutela di fatto anche del consumatore, come raccontava la Postrada. Quello che chiede la LAV
che ci sono queste importazioni, c'è il consumo di carne, c'è l'importazione, chiediamo che arrivino carni lavorate, non animali vivi, perché partono anche da paesi ben più lontani, no? Adesso per esempio col blocco in Lituania dei camion che arrivano dalla Bielorussia e dalla Russia, possiamo solo immaginarci i carichi di animali fermi lì per superare un confine che probabilmente non glielo consentiranno, quindi moriranno lì, non riusciamo a capire appunto, e chiediamo nella maniera più forte possibile che si giunga alla macellazione nei luoghi di origine e al trasporto di carni lavorate per evitare queste inutili sofferenze. Assolutamente, poi ci torniamo su perché vediamo un altro contributo, visto che ha citato anche in parte le conseguenze del conflitto tra Ucraina e Russia. Tanti profughi che stanno scappando dall'Ucraina arrivano anche nella nostra regione con gli animali d'affezione, i cani, i gatti. Certo. Ecco, la nostra regione è stata tra le prime anche a muoversi in questo senso. Ecco, Sì. qual è la situazione e come si gestisce anche questo fenomeno? Ecco, la regione ha manifestato sensibilità in questo aspetto, appunto relativamente a questi animali che giungono, continuano a giungere dall'Ucraina. È stata emessa una circolare da parte del Ministero che prevede che sia vietato l'accesso ad animali randagi. Qui è legato il discorso della rabbia, il pericolo della rabbia silvestre. Ecco, ed è consentito agli animali portati dalle persone, e quindi poi, se non fossero microchippati, le aziende sanitarie del luogo dove queste persone verranno ospitate provvederanno alla microchippatura e quindi alla registrazione anagrafe animale. Ecco, anche su questo fronte abbiamo visto delle scene strazianti, no? Sì, naturalmente le mamme con i bambini, però molto spesso appunto portarsi dietro l'animale, lasciare la casa, tutto il resto, però l'animale è uno di famiglia, quindi quando ci scappa e si mette in salvo, naturalmente le prime cose che si sono cercate di fare per queste persone era di portare via il cane, il gatto, l'animale certamente domestico. in questa circostanza proprio si è vista la sensibilità di quel popolo anche verso gli animali, che non è una cosa scontata. Eh sì, insomma, un insegnamento anche questo che Certo. di cui dobbiamo tenere conto. Sì, li hanno salvati, hanno cercato di salvarli e portarseli appresso proprio, quindi E naturalmente con anche notevole chi li sacrificio anche accoglie fisico. sta cercando di fare la propria Certo. parte da questo punto di vista. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare con Guido Iemi, responsabile della LAV del Friuli Venezia Giulia, di animali e delle condizioni, insomma, di cui questi animali ogni tanto purtroppo vengono tenuti. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia di Guido Iemi, responsabile della LAV del Friuli Venezia Giulia. Parliamo di animali, facciamo subito un salto di nuovo nell'area di servizio di Gonars Nord, dove per noi oggi c'erano Daniele Paroni e Martina Beraldo a documentare l'attività della Polstrada, come abbiamo visto anche nella prima parte e come vediamo adesso, spesso, ogni tanto, insomma, ci sono anche delle irregolarità. Vediamo. Nuta, alle nostre spalle c'è un mezzo, in questo caso non ci sono agnelli, ci sono bovini, qui c'è una irregolarità, quale? Sì, ecco, questo è un trasporto invece nazionale, non internazionale. Ricordo che anche i colleghi dell'UVAC veterinari sono specializzati nel controllo dei trasporti internazionali. Abbiamo invece un trasporto nazionale di un autocarro che trasportava dei bovini, quindi da una stalla al macello, quindi non un trasporto per allevamento ma per il macello. Ecco, qui abbiamo trovato che un bovino era praticamente in condizioni non ottimali di salute ed era stato anche trattenuto in un certo modo che non è regolare all'interno, e quindi noi procediamo con una sanzione dell'articolo 7 del decreto legislativo 151 del 2007 che disciplina appunto le sanzioni alle violazioni del regolamento comunitario numero 1 del 2005 con una sanzione di 2.000 euro
nei confronti del trasportatore. Ecco, non era molto libero agli arti. Non era molto libero agli arti, questa è una cosa che non può essere fatta, quindi finora condizioni di spazio non sufficienti, abbiamo verificato che alcuni dispositivi di areazione non funzionavano, poi sono stati in grado di farli ripartire, abbiamo verificato che gli abbeveratoi comunque sì, funzionavano ed erano, diciamo, raggiungibili dagli animali che stanno all'interno del piano, quindi finora non gravi violazioni, per fortuna. Invece ieri nei confronti di un trasporto di cavalli in trailer non c'era la documentazione necessaria, che si trattava della certificazione sanitaria di partenza, era un trasporto ludico, sportivo, e dell'autodichiarazione per il trasporto, quindi violazioni solo documentali. Ecco, Nuta, concludendo, le chiedo se secondo voi queste sono irregolarità frutto di tanto non mi fermano, ignoranza? Beh, c'è un po' un insieme di cose, insomma c'è probabilmente anche il pensiero che in un viaggio così lungo puoi venire fermato, c'è questo rischio eccetera, come no. In ogni caso diciamo che c'è un po' di rischio, ecco, da parte del trasportatore che trascura alcuni aspetti, e lui sono affidati gli animali, dovrebbe prestare la massima attenzione nella conduzione degli animali. Ecco, se questo non viene fatto, per fortuna in questi casi non erano condizioni gravi, è colpa solo sua, del trasportatore, che non ha provveduto come prevede la legge. Ecco. Senta, gli agnellini, gli animali prevalentemente arrivano dall'est? Allora, in queste giornate sì, sono tutti animali che provengono dall'est, dalla Romania, dalla Slovacchia, dalla Slovenia, e sono diretti al centro Italia. Allora io ringrazio il commissario Andrea Nuta per tutte queste informazioni, grazie ovviamente alla nostra Martina Beraldo per il consueto supporto tecnico, e dall'area di servizio di Gonars Nord è veramente tutto. Insomma, questa è la situazione con la quale deve fare i conti la Polstrada. Molto spesso sono dei controlli che sono determinanti, perché come si vede, insomma, non tutti rispettano le regole, lo abbiamo detto anche prima, ma è bene ribadirlo, insomma. No, certamente abbiamo, ritornando nello specifico al caso di Provesano, abbiamo fatto un accesso agli atti e un esposto alla procura per venire a sapere le condizioni di quel mezzo, perché si è rotto un asse, però rovesciare in una curva un po' stretta, ma o procedeva a eccessiva velocità oppure era il mezzo stesso che non era molto idoneo. No? Sì, sì. Ecco, quindi questi mezzi viaggiano per milioni di chilometri, come possiamo immaginare, senza soste, i controlli anche lì. Naturalmente la polizia stradale fanno quello che possono, fanno perché quello che le forze possono sono quelle, però insomma, e alla fine pagano gli esseri viventi che sono dentro quei mezzi lì. Assolutamente. Senta, cambiamo un attimo argomento, perché oggi sono state posizionate le fototrappole per catturare i lupi presenti nel Tarvisiano e procedere alla loro sterilizzazione. Insomma, sappiamo che c'è anche un discorso di ibridazione tra, insomma, dei lupi e degli esemplari, insomma, non propriamente geneticamente puri. Ecco, la vostra posizione su questo, il tema del lupo sta interessando in modo particolare la nostra regione, perché insomma dalla Carnia al Tarvisiano fino al Cansiglio, Cimolai, insomma si stanno avvicinando questi animali sempre più anche ai centri abitati. Ecco, voi come vedete questo tipo di operazione? Ecco, noi siamo contrari a questo tipo di operazione, perché questa è una fissa, quella di andare a cercare la parte genetica pura. È impossibile, gli animali che circolano nei nostri monti sono animali ibridi a loro volta, perché partiamo dall'origine del mondo e gli animali si sono incrociati con i cani, fra virgolette, e quindi hanno creato gli ibridi. Ora andare a sterilizzare questa cucciolata di 7 animaletti, i quali hanno raggiunto all'incirca l'anno, va bene, lo vediamo una forzatura, una cosa inutile che non porta a nulla. Ecco, secondo lei c'è un pericolo vero del lupo per l'uomo? Insomma, in molti hanno detto no, di fatto, anche se bisogna prestare attenzione, soprattutto non invogliarli magari con del cibo, non portarli troppo vicino all'abitazione, sempre animali selvatici sono poi alla fine. Certamente bisogna imparare ad approcciarsi agli animali selvatici
Noi stiamo conducendo nel Trentino Alto Adige non dico dei corsi, ma degli incontri con le persone che poi si approcciano a frequentare i boschi per insegnare come approcciarsi nel caso di un incontro con orso o con lupo, perché sono situazioni sempre più frequenti. Proviamo a dare un consiglio anche ai telespettatori, ecco, perché potrebbe non essere così impossibile, insomma, un incontro ravvicinato con questi animali. Io ipotizzo che anche quando si incontra un cane randagio, va bene, dato che non conosciamo il carattere dell'animale o magari anche i problemi che ha subito, qualche maltrattamento o cose del genere, certamente non ci mettiamo a correre oppure non andiamo a stuzzicarlo. Quindi la prima cosa è cerchiamo anche di non fissarlo negli occhi nel senso della provocazione. Quindi dobbiamo essere circospetti, ma cercare anche, non dico di non incontrarlo, ma di fermarsi un po' prima, guardarsi in giro, non muoversi in maniera... Magari sì, insomma, in modo di fomentarlo, diciamo così, sì, cercare di stare non il dobbiamo più tranquillo possibile e andare... non trasmettere nemmeno paura, immagino. Certamente, no? Perché altrimenti l'animale si sente minacciato e può reagire. Ricordiamoci che siamo noi che entriamo nella casa dell'animale, perché il bosco è il posto dove abitano gli animali selvatici. Siamo noi gli intrusi, non lui è l'intruso nostro. A proposito di animali selvatici, altro grande tema con il quale stiamo facendo i conti da tempo è quello dei cinghiali. Si sono riprodotti molto, hanno causato e causano insomma molti danni sicuramente all'agricoltura, alle volte anche degli incidenti stradali con esiti insomma nefasti. I cacciatori vorrebbero avere delle licenze particolari per eliminarne il più possibile, voi chiaramente siete di tutt'altra opinione. Sì, beh, i cacciatori hanno una notevole responsabilità sulla quantità di cinghiali presenti, perché nei tempi andati, non molto lontano, hanno importato delle razze più prolifiche dall'est al fine appunto di avere, fra virgolette, più materiale cacciabile. Oggi pagano questa situazione. Poi ci sono gli animali che entrano ovviamente dalla zona montana dove a cercare cibo, e quindi questa situazione di squilibrio che si è creata non si può combattere con il piombo. Chi ha provocato queste situazioni non può oggi chiedere piombo per ammazzare gli animali in eccesso, e quindi noi cerchiamo di portare avanti un discorso di sterilizzazione, di controllo delle nascite, perché chiaramente gli animali si avvicinano sempre di più. Poi chiediamo anche che per esempio i cassonetti delle immondizie vengano gestiti in una maniera adeguata, certo, mentre noi vediamo che immondizie vengono scaricate fuori dai cassonetti, eccetera. Quindi creiamo le condizioni tali per cui gli animali si avvicinano sempre di più ai centri antropici. Quindi dobbiamo un attimino educare il politico che deve prendere le decisioni e quindi si deve informare, educare il cittadino che deve di conseguenza comportarsi. Il tema delle nutrie, anche questo... Il tema delle nutrie purtroppo è stata fatta una normativa per la quale è prevista l'eradicazione. Eradicare vuol dire far sparire dalla faccia della terra quella specie. La nutria è stata messa a livello di altri animali che vengono considerati nocivi, per cui ci sono sistemi tradizionali di cattura e di abbattimento. Ecco, secondo noi le cause che tanto vengono sbandierate di distruzione degli argini, eccetera, principalmente sono dovute al fatto, e questo lo si nota se noi ci rechiamo, non so, non dico i grandi canali, ma le rogge, no, naturali che ci sono nei campi, noi vediamo che le arature vengono fatte fino all'argine dove comincia la pendenza, quindi si va a sfruttare tutto il terreno e vengono quindi abbattute, distrutte quelle cannette che crescevano sulle rive delle rogge e che erano la parte vegetale, no, che piaceva alle nutrie e quindi che si nutrivano. Certo. Non ci sono quelle, le nutrie vanno a mangiare il mais, ma se le togliamo il mangiare sulle rive, perché la nutria, non dimentichiamo, è un erbivoro,
Quindi se le togliamo il cibo, dove va? Dovrà vivere? Potrà andare a mangiare? Ecco, quindi dobbiamo regolamentare un po' il tutto e cercare di capire le responsabilità dove stanno. Ultimissima battuta, perché siamo praticamente in conclusione, un po' una curiosità: un'azienda veneta ha cominciato a produrre degli snack, delle patatine fatte con gli insetti, ecco, si dice che anche per provvedere un po' a quello che sarà, insomma, la difficoltà di sfamare tutto il mondo, il cibo del futuro saranno gli insetti. Io non lo so, questa è una domanda un po' particolare, ecco, voi come associazione che difende gli animali, come vedete questa nuova frontiera del cibo? Io sono vegano e dico che la soluzione, da un punto di vista salutistico, la soluzione dei problemi della salute la si previene, bene, si risolvono i problemi mangiando cose vegetali. Grazie molte a Guido Iemi, responsabile della LAV del Friuli Venezia Giulia, per essere stato con noi questa sera e averci dato una mano a fare un quadro un po' così. Insomma, abbiamo capito, insomma, gli animali, noi tutti vogliamo bene agli animali da compagnia, però è importantissimo mantenere anche il benessere di tutti gli altri tipi di animali. Grazie ancora a Guido Iemi, finisce qui questa puntata di Screenshot, l'appuntamento è per domani sera. Grazie, arrivederci.